e ti prometto amore che non sarò per te né una donna né un uomo e tanto meno un ruolo né un gioco di società. Ok, ciao, io sono Lubian e veniamo da Padova e questa sera siamo molto contenti di partecipare a queste audizioni live per Musicultura e per me è un enorme privilegio essere qui perché così un concorso al quale tenevo particolarmente, vista anche la professionalità di questa organizzazione. E alla mia destra c'è Floriano Bocchino che mi accompagnerà al Fender Rhodes e alla mia sinistra Stefano Calore alla chitarra acustica con un po' di effetti. Ecco, io sono cantautrice, ho iniziato il mio percorso molto giovane e dopo aver fatto così un'esperienza anche all'estero ho cominciato a scrivere prevalentemente in inglese. E poi così con l'andare del tempo, anche con l'esperienza, con gli incontri, con dei confronti, con anche degli altri cantautori, ho iniziato a pensare così di intraprendere un percorso con l'italiano e per questo questa sera stiamo per presentarvi 3 brani in italiano che faranno parte del nuovo progetto. Ne ho già realizzati 2, il primo risale al 2005, prodotto da Davy Ray Moore, questo produttore australiano che ho avuto il privilegio di conoscere grazie all'incontro con Cristina Donà. Mentre il secondo progetto fa parte del 2009, prodotto da invece Enrique González Müller, sempre un altro produttore molto così anche bizzarro e estremamente sensibile che ci ha così condotto a realizzare questo secondo progetto che si intitola Monday Night. E niente, io così vi ringrazio se ascolterete la nostra musica. Spero di arrivare anche a questo pubblico qui a Macerata e comunque arrivare a tutti voi che avete voglia di ascoltare un po' di musica cantautorale. Grazie. Il mio insuccesso nei tuoi riguardi ha finito con ostruire ogni mia capacità creativa, in un modo particolarmente disastroso, quale mai avevo provato in precedenza. Non posso abbandonare l'incertezza dell'arte, nonostante non sappia che cosa posso sperare di concludere. Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Ma come fai a trovare il tempo per scrivere con il da fare che hai? Deve essere splendido avere un passatempo del genere, ma sei sempre stata una ragazza strana. La mamma come va? La mamma come va? Era un uomo così simpatico, tuo padre, io lo ricordo bene. Avrò l'impressione di vederlo ogni volta che ti guardo. Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Secondo voi sono radiofonica? 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 Secondo voi sono radiofonica?
sei sempre stata una ragazza strana. Ma sei sempre stata una ragazza strana. Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato?